in questi giorni abbiamo ricevuto non so quanti email di genitori, ragazzi per provare a fare l'atletica, e mano a mano naturalmente risponderemo a tutti, ma sicuramente queste medaglie è stata una cosa trainante per l'atletica leggera. Il successo degli atleti del gruppo Fiamme Oro di Padova alle Olimpiadi di Tokyo ha fatto da cassa di risonanza e adesso sono tantissime le richieste di iscrizione alle attività di atletica che si svolgono non solo a Padova in via d'Acqua Pendente, ma anche nel territorio della provincia. Noi abbiamo un settore giovanile che conta circa 250 atleti e abbiamo 10 tecnici delle Fiamme Oro settore giovanile che li allenano. Vanno dagli anni 6 a 18 anni e si allenano nel campo di Volta Barozzo, Toni Franceschini, e presso la caserma del reparto mobile. Abbiamo una succursale che hanno fatto a Monselice, che 3 anni fa hanno fatto il campo nuovo e ci supportano lì con l'attività del settore giovanile. Un settore giovanile su cui la Polizia di Stato punta molto. Il fiore dell'occhiello, diciamo, anche della polizia, perché oltre al allenarli per in futuro fare diventare dei futuri campioni, e soprattutto lavoriamo nel sociale per far diventare i ragazzi con dei valori precisi e insomma per farli andare avanti nella loro attività futura. E il nostro compito è, oltre a allenarli, è formare dei cittadini del futuro con dei valori ben precisi.